This is a goat trail, not a car trail. Yeah. Whoa, look at all these goats. Hello. Three. Some of them are three. Perché qualcuno non le fai? Quello che vanno. Non ce l'hanno. Non ce l'hanno? Non hanno Perché portato- domani? No, non hanno portato questa. Oh. The line up, waiting. It's cool, just enough space. Yeah. Oh, there's a big one too. Tira la seguita. Tira indietro, no? È muccio. Che se no... È muccio. È muccio. Ah, hey. Okay. Is it coming out? Mm-hmm. Yeah, hot milk coming out of here. Feels funny. Whoa! Acciuga. I get you. What? Questo qua è Vincenzo. Vincenzo quanto tempo? At least 50 years they've been making cheese the same way. Okay, we got the. This is where they make the cheese. Got the fire going for the water. Now we're gonna put this. Questo è qua. Cos'è quello? Quaglio. Uno trova. È la pancia del capretto. Eh? La pancia del capretto. Che è piena di latte. Come carne? Oppure? No, come carne. È No. piena di latte. È piena di latte, Sì. yeah. Il latte poi diventa solido. Yeah. Lo squaglio un po' d'acqua e lo aggiunge l'altro latte. Lui Oh, so il grappetto è vivo quando. Quando sì, prima di ucciderlo. Yeah. Pigliato il stomaco. No, prima di ucciderlo facciamo lattare bene la mamma quanto così si riempie bene la pancia, il latte e poi lo uccidiamo. Yeah. E dopo conservate. Conserviamo la pancia del capretto. Ok. And then ok. Then si squaglia qua dentro. Che viene fuori del quaglio. Yeah. E dopo questo dopo si mette. Poi questo al latte. The starter is already in the milk. The milk is ready to start to get cheesy. Okay, the water was, it's not boiling. Put the hot water in it. In modo che il formaggio si vada, se no diventa intima. Put the hot water this way, coagulates the milk. Speciale, eh? Il formaggio là sotto. Sì. Qua sotto in realtà c'è la tela. Ecco, l'acqua faccio separare. Guarda qua, lo fa diventare questo. Guarda qua. Tutto un pezzo. Yeah. L'acqua la fa mettere tutto il latte insieme. Sì. Ah, coltello di legno. Fammelo vedere. Per non strisciare la pentola. A knife made out of wood. Yeah. Holes in it. Yeah.
Yeah. Modern, got a little modern here. The next step. So, this is formaggio. Ora vedo quello formaggio. This is gonna be all cheese. Diventa formaggio, quello è tutto. Diventa formaggio. Right now it's tuma. Wow, look at this baby. It's a chunk of fresh apple. It's sweet. Cheese without salt. One piece knife made out of wood, so it doesn't scratch the pan. Okay, now it's already formed here. For me. Così viene la fanno uguale come sotto. Non rimane brutta così. Yeah, that's for better looking cheese. So, uno di questo qua quando lo vende, quanto lo vende? Questo dipende come quando lo vende. Per adesso già 7-8 euro. 7-8 euro? Perché 5 euro al chilo. 5 euro al chilo? Ok, that's pronto già. Here we got the thing going for the ricotta. Stagionato va a 8 euro al chilo. Yeah. Sarà molto di più. Okay, so this is the first part of the cheese. This is going to drain. You can actually eat in about 8 to 10 days if you just put one layer of salt. So primo sale si può mangiare Entro un po' giù da 8 giorni. in 8-10 giorni si può mangiare col primo sale. Formaggio. E se ci vuole formaggio per fare pecorino, Fare quello sono almeno mese. quanto tu you can have cheese, you put in your pasta. Un grattuccia. Yeah. Come si secca questo? Come Mettici vicino. non appena segniamo la ricotta lo mettiamo a cuocere dentro la metto. Lo si cuoce? Sì, così cuoce. So, credo che dopo che si leva questo, che diventa ricotta. No, sì, la ricotta. E aggiungiamo il latte che ancora qua. C'è ancora latte qua, ora dobbiamo aggiungere latte. E si fa che cosa, può fare che cosa. Soltanto con quella si può fare. Yeah, see the Le ricotta, capre. they only make it with the Sì. goat cheese, only with the fig tree thing. The fig branch. Only with the fig tree. Se invece delle mucche basta soltanto la ricotta. If you make it from cow's milk, you can use a vinegar, or a drop of vinegar. But with the goats, you have to use the branch from the fig tree that's got the special milk and it coagulates the ricotta cheese. Yeah, stock up that fire. There's a local wood. And get sudoga. Latte. Sudoga. Quello è termometro. Got a thermometer to check the temperature. Now we're putting milk in the water. So when the water gets to 50 degrees, they put the milk in, and when it gets to 85 centigrade, 85 centigrade, they put in the ricotta gets done. E prima come sapevano quando arriva la temperatura? Ora poi fuori. Eh? Cambia rumore, sono una Okay, when it's time, I ask him how he knows what the temperatures are in the old days. Fallo una volta. You take the stick, Non è pronto ancora. and they know by the sound. Fa rumore di Dopo They si know cambia. by the sound when it's time. Ah. Now he's bringing the fresh fig tree right here. Yeah. Yeah, preparando la fighiera.
Yeah, look at this. You see all the cut? Goes in there. Pure. Sì, perché c'è quella delle mucche e quella delle cavolo. 1, 2, 3, 4, 5. It's vinegar Roughly between. because the milk is half cow, half goat, so it's got to have the vinegar. Fourth of the bottom. Otherwise, you just use the fig tree. Now you can hear the sound, how it changes as the thing heats up. That's how they knew in the old days when it was ready. Il tuono della pentola fa sapere quando la temperatura è giusta. Così è Guarda là. Starting. It's a test. Just testing it. Si vede? Si vede che sta cominciando, Ancora ci vuole, ancora ci vuole. ancora questo. Another test. Lo ritroviamo questo. The water with the fig tree inside there. Vinegar. It's done its job, huh? There it is. Già, ricotta. Ricotta pronta. Ricotta pronta. È finita di salire questo. Mm? Ha finito di salire. Già, finita? Pronta la ricotta? Pronta la ricotta. Turn it over. The rubber holder. The tire rubber holder. That's beautiful. I got ricotta. Ok, now, questo gioco che fai ora? He's skimming. Questo lo mettiamo pure sopra. Questa è la schiuma. La schiuma. Si può guardare. And make the cross for blessing. Poi la smette in the basket. La mangiata la ricotta, sì. Yeah, ora proviamo. Oh, da intro mettisti. Questi sono pezzettini piccolini, Yeah. bastano 10 minuti, un quarto d'ora. Se no, se una pezza è una forma da 10 kg, 12 kg. Questi dog? Sì. So, questi dog si mettono, non trovo tanta l'acqua bollente. Sì, e si sta a cuocere. Yeah, Un chilo 10 minuti, diciamo. yeah, 1 chilo 10 minuti. 10 minuti, un quarto d'ora al massimo. Ma non sull'acqua senza fiamma adesso. No, senza freddo. Yeah, Di solito facciamo la forma che quella che stiamo per mangiare, quella è 12 kg. Yeah. Intero. sì, Poi l'ho messo sotto a pezzettini. ok. Quello ci vuole 3 ore, 4 ore là dentro. Perché siccome va raffreddando ci vuole di più perché Ok. è più grande. Perché se questo la lasci là dentro, quando dormiamo, solo la rimane piccolissimo. Oh, si Stringe troppo. stringe, Come se eh? cuocesse sempre. Oh, there's a lot of trick. You can't leave it in the water too long. It becomes, disappears. If it's a bigger one, you gotta leave it in the hot water for 2 or 3 hours. There it is.
Ora dico. E ora? Ora posso Ah? scendere a casa. Ora? Ok. Poi prende la fetta. Yeah. Che allora che abbiamo? Questa è la ricotta Questa è ricotta, e questo è tumo, questa è tuma, che poi viene fuori il formaggio. e il formaggio. Ok, o tuma si mette o fresco, dici? O fresco. O se tiene o Per fresco. 2 o 3 giorni si mette il sale. 2 o 3 giorni si mette il sale di fuori, tutto Di fuori, sì. E La la ricotta è lo ricotta, stesso. Fra 2 giorni si mette il sale di fuori e poi si mette al sole. 2 giorni metti il sale, fra 2 giorni, Metti il sale alla ricotta e la metti al sole. ok. E quanto tempo? 2 o 3 dipende dal sole, si vede quando poi è asciutto. Quindi un giorno sì, un giorno no. Tutti i giorni, da giri. Approssimato quanto? Quanto ci vuole? Ne ha preso almeno 8 giorni per farla seccare. 8 giorni. E la tuma? Con questo solo. Quella, tempo 8 giorni, 8-10 giorni la puoi mangiare. Da 2 giorni metti il si mette sale. sale, Sì. sempre o fresco. Sì, sempre al fresco. E dopo diventare formaggio? Basta che metti il sale, lei, questo devi aspettare 2 giorni. Aspetti 2 giorni che lei Quanti giorni? comincia a lievitare. Yeah. 2 giorni. Yeah. Poi metti il sale, tra 2 giorni rimetti l'altro sale. Ok. Aspetti 2 o 3 giorni, poi guardando il formaggio si vede se lo vuole o no il sale. Ok. Metti l'altro sale, tempo corto, 10 giorni lo puoi mettere. Yeah. E dopo per diventare per grattugiare? Perché il grattugiare lo deve stagionare, quindi già Quanto ci vuole? un 3-4 mesi c'è stagionare. Ok. E We're getting ready to taste this creation here, ricotta. Yeah. And drain. And a drain, Yeah. Getting ready to serve the meal here. Try this best. There's a knife here. Look. Un pezzo di pane. Yeah. Let's see what happens here. Gotta do the little. Let's see. Yeah. Good. Dip the bread in there. Wow, this is interesting. Breakfast. Wow. E dove si Homemade wine and Coca-Cola bottle. Salute. Aspetta, vuoi sbagliato? Mettiamo un vino a Coca-Cola. Questo qua fatto a casa, right? Vino di casa. Vino di casa. Vino di casa, gatta formaggio. Questo qua va giù. Vedere on cheese, lardo, pane e vino. Salute. Salute. Grazie. Salute ragazzi, tutto bene. A voi. Salute. Vino e 7 di mattina. Buoni. Antonio Mystic here. Eat good, homemade, fresh. Peace and love, and we'll see you next time from Lungi, Sicily, in Mignino, with Vincenzo and Torino. Yeah? Lo stesso cognome? Cimenata. Oh, da padre? Da padre. Padre e figlio, Oh, da padre. Okay, we came down a little tiny road to find Vincenzo's house where he keeps the cheese. Okay, the ricotta cheese gets put in the sun right in the cage. And after about a week or so, depends how fresh you want to put the salt in it. We're gonna go inside the cheese. Where do they keep the cheese? Whoa! Smell it? Ok, we got the cheese. Questo caso sopra quanto è vecchio? Quanto tempo ha? 6 mesi sicuro. 3 mesi? Tutto questo che ha 3 mesi? No. E questo? Il russo da 4 mesi.
4 mesi. Quindi sì, i rubarelli basta tanto per qua. Si fa i piparetti? Wow, hot peppers on the outside. E questa qua che è una ricotta, questi piccerini? No, no, è formaggio. Formaggio, tutto formaggio di pecora? Cave e mucche. Mescato. Goat and cow cheese.